Bentrovati amici della Wii Sport, 14° turno del campionato giovanissimi regionali. Il girone C dal Garden Sport di Mili vede la sfida tra Città di Messina e Ionica. Dalla parte i ragazzi di Mister Fiumara che vengono dalla vittoria nell'ultima partita del girone d'andata per 4-0 contro Junior Calcio Cireale. Dall'altra parte invece i ragazzi di Mister Ruggeri che hanno giovato nel turno di riposo. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo partendo i padroni di casa della Città di Messina con il numero 1 Frisone, 2 Pellizieri, 3 D'Angelo, 4 Panetta, 5 Venuti, 6 Gugliandolo, 7 Galletta, 8 Scarfin, 9 Auliera, 10 Macelli e 11 Gemellaro. Dall'altra parte risponde la Ionica con il numero 1 Bartolotta, 2 Dinuzzo, 3 Fiore, 4 Crisafulli, 5 Garicali, 6 Declò, 7 Giannetto, 8 Catania, 9 Trovato, 10 Alberto e 11 Carufi. Entrambe le squadre sono ferme a quota 19 punti al quinto posto di questo girone C. Una partita importante quindi per muovere la classifica e avvicinarsi nelle zone altissime della classifica. Maglia rossa a inserti giallorossi e blu per il Città di Messina, maglia bianca e pantaloncini neri per la Ionica. Città di Messina che attaccherà a destra verso sinistra in questo primo tempo, viceversa ovviamente gli ospiti della Ionica. La prima occasione di marca giallorossa, il pallone viene messo dentro dal calcio d'angolo, c'è un colpo di testa di Manetta, il pallone poi arriva dopo un batteri avvenuti che ci prova col destro, poi con il mancino, il pallone va di poco al lato. Buona partenza per il Città di Messina che adesso deve però confrontarsi con il calcio di punizione della Ionica. Bella parata in due tempi da parte di Frisone sul tentativo di Trovato, rimessa laterale per il Città di Messina, il pallone viene messo dentro, stop, dribbling e destro secco e arriva il gol dell'1-0 e Galletta a portare in vantaggio il Città di Messina. Bellissimo gol il suo, rivediamo a rallenti come salta di netto il diretto avversario e trova all'angolino basso la rete dell'1-0 e il 14°. E i ragazzi di Mister Fiumara li sono portati avanti in questa prima gara di ritorno. Adesso però c'è la reazione da parte della Ionica, ancora una volta con Trovato che non trova marcature, non trova però nemmeno i compagni, allora è costretto ad allargarsi, ci prova con il mancino lento tra le braccia di Frisone. Ionica che però sembra aver messo qualcosa in più adesso in questa partita, il pallone viene messo in mezzo, c'è un deviazione da parte di Frisone sul pallone, arriva l'ultimo tocco da parte di Dinuzzo e arriva il gol del pareggio della Ionica. Tutto da rifare per il Città di Messina che adesso vede il gol del pareggio del numero 2 di Mister Ruggeri in maniera molto fortunosa. Forse c'era una carica su Frisone in questo caso, per il direttore di gara però non c'è nulla. Ancora una volta la Ionica in avanti direttamente da calcio d'angolo, questa volta arriva il gol di Alberto che sorprende il portiere Frisone. Traiettoria molto strana quella del numero 10 della Ionica, probabilmente agevolato anche dal forte vento del Garden di Mili. Arriva il gol del sorpasso al minuto 24. Grazie ad Alberto la Ionica completa la rimonta sul Città di Messina, non succederà più nulla nel primo tempo, arriverà il duplice fischio del direttore di gara, ci sono tante proteste da parte della panchina del Città di Messina. Il parziale vede la Ionica vincere al Garden di Mili grazie ai reti di Dinuzzo e Alberto che hanno rimontato il gol da parte di Galletta. Si apre la seconda frazione subito con un tentativo della Ionica e bravo però Pellizieri a mettere sul fondo, poi c'è un calcio d'angolo per il Città di Messina, sul pallone arriva Capitan Panetta e trova il gol del 2-2. Il Città di Messina riacciuffa il pareggio dopo 2 minuti dal fischio del secondo tempo grazie al proprio capitano, bravo a trovare il gol su calcio d'angolo. E ancora dai calci da fermo che il Città cerca la chiave di volta per vincere questa partita, ancora una volta con Panetta, pericoloso sul secondo palo, la sua deviazione però finisce sul fondo, poi il pallone viene calciato da Venuti, se lo ritrova sul destro per il tentativo Maceli. È bellissima stavolta la parata di Bartolotta che riesce di puro istinto a mettere in calcio d'angolo. Primo cambio per Mister Fiumara, infatti esce Gemellaro ed entra Frigione, calcio di punizione ancora una volta rientrato da Galletta. Cercava la doppietta il numero 7, manda però il pallone alto, finirà di lì a poco la partita. Triplice fischio del direttore di gara tra Città di Messina e Ionica, non vince nessuno, finisce 2-2, una partita piena di emozioni, una partita piena di proteste fino alla fine. Infatti avranno qualcosa da ridire quelli delle Città al direttore di gara. Città di Messina che nella prossima partita se la vedrà sul campo della Ionica a calcio di posto. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caro e alla prossima.